Bentornati col progetto Pomona. Oggi andremo a fare la trasformazione di superastro mediante una tecnica di conservazione. La ricetta per fare questa trasformazione ci è stata data da Antonissoro Marchi e abbiamo fatto delle modifiche in base alle indicazioni che ci ha fornito il dottor Guy Dallewin. Gli ingredienti che ci servono sono il perastro, poi abbiamo necessità di zucchero, sale e aceto. Faremo due varianti, la prima con questi tre ingredienti, la seconda invece quella che risulta essere più antica soltanto con dell'aceto, perché anticamente, come ben sappiamo, sia il sale che lo zucchero erano ingredienti molto costosi e non tutti se lo potevano permettere. Procediamo mischiando con dell'acqua già bollita per un paio di minuti con lo zucchero, il sale e l'aceto e poi con l'altra trasformazione. Iniziamo. Prendiamo innanzitutto l'acqua. Aggiungiamo lo zucchero, sono 125 grammi per 5 litri d'acqua, il sale, sempre 125, e l'aceto, 250 ml. Andiamo a mescolare. Questa è pronta. Adesso passiamo alla seconda ricetta. Quindi abbiamo qua sempre 5 litri d'acqua che abbiamo fatto bollire e aggiungiamo soltanto mezzo litro di aceto. Questa è la ricetta più antica e andiamo a mescolare. Prendiamo un contenitore e iniziamo. Mettiamo prima un po' d'acqua con aceto, questa, e iniziamo a metterci dentro il nostro perastro. Non riempiamo tutto il barattolo, in modo che il composto di acqua e aceto copra bene il nostro perastro. Chiudiamo e la prima conservazione è pronta. Adesso passiamo alla seconda trasformazione. Anche qui, come per la precedente trasformazione, non riempiamo tutto e andiamo a coprirlo. E anche la seconda trasformazione è pronta. Siamo arrivati al termine della trasformazione. Adesso porremo i nostri barattoli in un luogo scuro e all'asciutto per circa 30-40 giorni e poi andremo a vedere il risultato.